Allora, abbiamo pochi minuti della chiusura. Il ruolo dell'agricoltura, c'è interazione? Agricoltura consorzi di bonifica? Sì, l'interazione c'è, tanto che i consorzi di bonifica sono le associazioni di categoria del mondo agricolo che da sempre amministrano i consorzi di bonifica. E credo che da questo punto di vista, lo dico sempre, il governo di questi enti, che ripeto, al di là di un momento un po' buio a cavallo del 2010, un po' prima, un po' dopo, per cui ci volevano tutti sopprimere e quant'altro. C'è stato un momento. Ma sta a significare che comunque il governo di questi consorzi funziona, non ci sono stati mai grossi problemi. Quindi una responsabilità degli agricoltori nel controllo del territorio, sì, nella manutenzione esiste. Perché il beneficio che diamo al mondo dell'agricoltura è importante, lo diamo sempre di più anche al mondo urbano, ma l'agricoltura da sempre, l'acqua nelle sue varie sfaccettature è estremamente importante, per cui il ruolo del mondo agricolo è estremamente importante e l'interazione che c'è è estremamente importante nella gestione del mondo dei consorzi. Dai pensi che ci sono dei consorzi, chi più chi meno, ma che distribuiscono anche l'acqua irrigua, per cui è fondamentale l'azione del consorzio per l'agricoltura e per gli agricoltori. Quindi i consorzi che distribuiscono, oltre che portare via l'acqua, perché noi ci ricordiamo dei consorzi quando c'è l'emergenza, da pagare sempre, ecco, l'emergenza idrica 66, ma ci dobbiamo anche ricordare che abbiamo anche l'irrigazione, i consorzi di bonifica forniscono l'acqua a un sistema di irrigazione importante, non ci sarebbe agricoltura di prestigio, le DOC, l'IGP del Veneto senza l'acqua, per cui da questo punto di vista l'interazione fra mondo agricolo e consorzi di bonifica è sicuramente stretta e importante. Qui una risposta un po' a una domanda, perché si sono fatti molti cittadini, lei ha parlato di DOC, IGP, ci sono zone del Trevigiano, la conosce molto bene come area, dove ci sono vigneti ovunque. Mi è piaciuta la battuta di una signora, anche tra le dita dei piedi ci sono le viti, mi ha fatto morire da ridere perché è per far capire dove sono, e dicevano appunto che questo può provocare dei problemi anche dal punto di vista di stabilità idrogeologica, di controllo delle acque eccetera. È vero oppure no? È solo una percezione così del cittadino? No, diciamo in linea di principio no. Dopodiché è altrettanto vero che si può, come in tutte le cose, fare dei passi importanti e andare in una direzione, però, ripeto, non si è stravolto, cioè la grande differenza è stata fatta cambiando, come dicevo prima, i 5.000 ettari all'anno da bosco ad agricolo, ad urbano, piuttosto che da agricolo, da seminativo a vigneto. Sì, per carità, qualcosa succede in più, ma non è la stessa cosa che da seminativo ad una bella piazza tutta cementata e quant'altro, quindi siamo lontani ancora da questo punto di vista. Ci vuole dello spazio ancora. Io sono tranquillo da quel punto di vista, sono molto più preoccupato sull'altro versante, ripeto, l'altro versante è un versante sicuramente da monitorare con molta più attenzione. Ecco, il problema più grosso per voi, a parte la burocrazia, è proprio le risorse, cioè avere più risorse per intervenire, perché i progetti ci sono molte volte, sì, però bisogna avere anche i soldi per poterli fare. Queste risorse arrivano dalla regione e dallo Stato centrale naturalmente. Sì. C'è stato un taglio di risorse per quel che vi riguarda? Ci sono state maggiori risorse, investimenti? Ne avete abbastanza per quelle che sono le opere da portare a termine nell'immediato oppure no? No, non ne abbiamo abbastanza, ma non perché siamo ingordi, no? Un termine molto direttale, ma credo che tutti abbiano capito. No, perché c'è ancora molto da fare, perché abbiamo anche delle situazioni vecchie. Noi abbiamo in gestione idrovore che hanno 100 anni ormai. E queste idrovore hanno necessità di essere non manutentate ma anche implementate, perché il cambio è la cosa più semplice da dire, cioè il cambio dei suoli
Io non parlo della piovosità che è cambiata, non lo so, non sono meteorologo. Certo che sono cambiati i suoli, si è costruito di più e quindi arrivano alle nostre idrovore in meno tempo di prima e molto più acqua di prima l'acqua. Quindi c'è necessità di implementare quelle famose 400 idrovore che dicevo prima. Probabilmente già domani mattina sono diventati 401, 402, perché è sempre di più. Però è importante quelle idrovore, ma sono importanti anche le manutenzioni che noi facciamo, l'ordinaria. Ma la straordinaria significa aumentare le capacità di quelle idrovore, aumentare la capacità, e quindi prevenzione, aumentare la capacità di quei canali. Ricordo sempre che noi li gestiamo, ma non siamo i proprietari. Il proprietario è lo Stato, che è delegato alla Regione, certo, per cui le risorse dovrebbero arrivare da quel filone per la manutenzione straordinaria. Chiaro. Presidente, grazie, siamo arrivati al termine. Grazie di essere stato qui con noi, grazie ai nostri telespettatori di averci seguito, speriamo di avervi spiegato tante cose che sono molto importanti per il nostro territorio, per avere una consapevolezza e conoscenza maggiormente approfondita. Buon proseguimento, ci vediamo domani.